Aspetta che devo accettare la diretta. Ah, anch'io. Devi accettare anche la registrazione. Sì, Ah, beh, sei tu che l'hai fatta, quindi. ci mancherebbe altro. Ok, Ok, ci sì, siamo? ci siamo. Bene, Perfetto. Quando vogliamo cominciare? cominciamo. Allora, buonasera, buongiorno a tutti. Da Rosario, io sono Mauro Testa, presidente dell'Associazione Veneta di Rosario. Ramiro Ortega ci sta aiutando come sempre con la tecnologia. Abbiamo nuovamente il professore Paolo Balboni da Venezia. Questo è il secondo incontro della serie di 3 incontri di aggiornamento professionale per docenti di lingua italiana. Il programma lo avete già visto, oggi tocca i materiali gratuiti come risorse per insegnare l'italiano e quindi, come sempre, lasciamo il professore parlare. Ci sarà anche la diretta. Quelli che ci ascoltano su YouTube devono lasciare nei commenti il nome per gli attestati di frequenza, come stanno facendo anche quelli che sono qua su Zoom. Niente, per oggi è l'ultimo giorno che vi chiediamo di mantenere i microfoni chiusi. Il terzo incontro sarà il momento per fare dei commenti e delle domande al professore. Niente, vi ringraziamo come sempre. Gli iscritti sono stati più di 200 da diversi paesi e come abbiamo parlato prima da diversi posti e città dell'Argentina, e quindi siamo molto contenti. Ringraziamo ancora il professore perché è stato molto gentile a offrirci questa formazione e niente, vi lascio con il professore Balboni. Buongiorno, grazie. Allora, benvenuti, bentornati tutti quanti insieme. Aspettate che faccio quell'operazione sempre complessissima che è condividi schermo. State vedendo la condivisione? Sì, sì, Paolo, sì. Sì, Perfetto. Allora, risorse materiali gratuiti. Ce n'è una quantità enorme di varia qualità, di varia natura. Quindi oggi vedremo un poco materiali che vanno bene per tutti e materiali specifici anche per gli insegnanti o per riunioni di Dante Alighieri e così via. Come sempre, vi ricordo che sto parlandovi da un lato perché esiste l'Ateneo Veneto nel mondo e dopo vedremo il link, ma anche vi sto parlando come... Cosa? Niente. no, Vi sto... chiediamo di spegnere i microfoni per favore a Ah, tutti i partecipanti. Scusa. dicevo, come sempre vi do subito anche la mia mail, potete tranquillamente scrivere. Scrivendo potete ricevere questa rete educazione linguistica ogni 2 mesi con le informazioni, tutto quello che vi dico oggi è pian piano è passato dentro questo, e anche come persona che per conto dell'Associazione Nazionale degli Insegnanti di Lingue Straniere, ANILS, si occupa di italiano per stranieri. Allora, che tipo di risorse ci sono online? Ci sono risorse per gli studenti, cioè risorse che gli studenti possono anche usare da soli, cosa molto pericolosa, perché non hanno capacità di scegliere quello che c'è di tutto e quindi è un po' pericolosa. Poi c'è molto materiale per voi insegnanti, sia materiali di autoformazione, sia di informazione continua. Ci sono tantissimi siti in cui si dà informazione. Poi ci possono essere anche dei materiali per organizzare in Argentina una specie di coesione tra gli insegnanti di italiano che si autogestiscono la loro formazione.
nel sito ANILS, poi lo vedremo, ci sono dei materiali che potete utilizzare quando voi fate formazione gestita da voi stessi. Allora, anzitutto ovviamente c'è Google. Basta scrivere qualunque cosa che riguardi i verbi in italiano, la grammatica italiana, qualunque argomento di grammatica, i pronomi personali, eccetera, viene fuori una quantità enorme di cose e di esercizi. Ci sono molti siti che sono fatti proprio per la scuola, per chi impara e così via, quindi con spiegazioni semplici e molti esercizi. Se poi andate nei siti degli editori, trovate di tutto. Quello che sentite è il cane del mio vicino che sta passando. Se voi andate, i grossi editori di italiano, quindi Lescher e di Lingua, Alma, altri editori, hanno tantissimi materiali, ne hanno quantità enormi. C'è un sito di Edilingua che si chiama Idee, col trattino tra ogni lettera, I-D-E-E, che è pieno di materiali. Nel sito Lescher trovate blog, cioè c'è di tutto. Ecco, quello a cui bisogna stare molto attenti quando chiedete italiano per stranieri, soprattutto nei blog o cose simili, è che molto spesso sono materiali per italiano come lingua seconda, cioè italiano imparato in Italia dagli immigrati. Non è italiano come lingua straniera, che è quello che insegnate voi. Probabilmente i bambini, i ragazzi che vengono dalla comunità italiana, tipo la famiglia veneta di Rosario, sono in una situazione in cui gli va bene anche materiali di italiano come lingua seconda, perché l'italiano lo sentono sempre e quindi devono metterlo a posto. Ma state molto attenti proprio a scegliere materiali per insegnamento di italiano all'estero, nel mondo. Io adesso, tra tutte queste cose, ne ho selezionate alcune. Perché? Perché sono particolari. Cioè, non vi ho messo qua la quantità enorme di cose che trovate su Google di esercizi sul plurale, esercizi e sintesi sul femminile, sui verbi, cioè c'è tutto. E ricordatevi anche che su Wikipedia, per i vari argomenti grammaticali, ci sono delle pagine molto lunghe e molto complesse, sono di solito fatte bene. Allora, andiamo a vedere cosa c'è di originale, che uno spesso non immagina che ci sia. Il primo sito dove vi faccio andare è questo qua. Basta che scriviate su Google materiali integrativi italiano stranieri, ma poi aggiungete anche Bonacci, perché altrimenti ci sono altri siti che vanno tutti bene, ma io vi faccio vedere materiali di questo sito. Come vedete qua c'è una lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ma queste cose qua, alcune di queste possono servire per 10 lezioni volendo, E come vi dicevo è tutto gratuito. Quindi materiali integrativi italiano, stranieri, Bonacci. Vi compare questa pagina. Io adesso vi faccio vedere alcune delle cose che ci sono e che di solito non pensiamo. Sono tre tipi. Alcuni sono didattici, altri servono per far crescere gli studenti, cioè per farli migliorare cognitivamente, quindi migliorare come studenti, non solo migliorare in italiano. E poi per studenti colti, e sono materiali che vanno bene anche per voi ovviamente, cioè per studenti universitari e così via. Allora, strumenti didattici. Qua ve ne dico solo un paio. Ci sono 15-20 video di vita italiana, video brevi,
li trovate in quella parte lì, con quel sito. Sono dei video pensati anche per A1, cioè per studenti che sanno pochissimo di italiano. Per ogni video c'è una scheda che presenta le parole importanti, poi la trascrizione del video in modo che potete lavorarci anche dopo come lettura, le parole chiave, qualche attività. Allora, io ve ne faccio vedere adesso una di queste. Questa per esempio è su Eataly. Eataly è una catena internazionale sul cibo italiano. Ecco, questa è la scheda che c'è. È per un A1. L'italiano non ha passati, è molto semplice. Qua c'è una piccola introduzione e qua c'è il testo che si sente nel video. Se si vuole si può leggerlo prima, oppure si fanno prove di comprensione un po' e poi si va a leggere. Si può ascoltare leggendo il testo. Di questi materiali ce ne sono moltissimi, ma quello che mi interessa è che ce ne sono per A1 e A2, perché trovare i materiali per B2 è facile, e trovare i materiali per A1 e A2 per principianti che diventa difficile. E questi qua li trovate in questo sito, video di vita italiana, lesher.it. Torniamo quindi invece all'altro sito che vi dicevo. Trovate in quel sito questa Italians. È un video, ma anzitutto bisogna che vi dica chi è questo signore che canta. Fabio Caon. Fabio Caon è professore di didattica dell'italiano all'Università di Venezia. Insegna anche didattica della letteratura e comunicazione interculturale, ma di sua passione scrive canzoni e le canta. Questa qua è una canzone fatta apposta per gli studenti di italiano sui pregiudizi che gli stranieri hanno nei confronti degli italiani, su come gli stranieri vedono gli italiani. Questa canzone, che è un video, può essere ascoltato senza sottotitoli, ma anche come karaoke, per cui con i sottotitoli, e tutti possono cantarla. Ci sono le schede di lavoro per la stessa canzone per A1, A2, B1, B2, cioè per studenti principianti, intermedi e abbastanza avanzati. Quindi c'è materiale per lavorarci sopra per 3 ore, 4 ore, volendo, ma si può anche semplicemente ascoltarla con gli studenti. Questi sono materiali molto particolari, sono materiali didattici, ma in questo caso non solo per la lingua, in questo caso è proprio sui pregiudizi sull'Italia, gli italiani che mangiano la pasta, gli italiani che suonano il mandolino, gli italiani che amano il calcio. Tra 3/4 d'ora comincia la partita Italia-Svizzera nei campionati mondiali, quindi tutti gli italiani sono lì che guardano la partita tra poco e così via. Allora, questo per esempio è uno strumento didattico flessibilissimo, ripeto, da A1 a B2. Fabio Caon, che lì vedete insieme a me, ha scritto anche varie altre canzoni che ci sono dentro quel sito e sono canzoni per A1 e per A2, quindi con i testi calibrati. Non solo, sempre in quel sito che vi ho mostrato prima, Materiali Integrativi Italiano Stranieri Bonacci, ci sono anche 10 canzoni italiane, da De Gregori ad altri, molto spesso che parlano dell'Italia, di essere italiani. Tutte queste schede sono da A1, 2 in poi e ciascuna ha una scheda didattica. Cioè, gli studenti possono scaricarla o potete scaricarla voi e proiettarla se avete un proiettore o fotocopiargliela, stampargliela come si vuole
e c'è lavoro per un'ora di lezione. Teniamo presente che le canzoni sono molto... Oddio, è andato avanti. Torniamo indietro. Le canzoni sono molto importanti perché poi ciascuno le riascolta e quindi si imparano a memoria e si impara un sacco di lessico in questo qua. Allora, queste che vi ho fatto vedere adesso sono materiali per gli studenti, per la didattica degli studenti. Ma a me interessano molto di più i materiali che fanno crescere lo studente. E quindi adesso, dopo 20 minuti, passiamo a questa seconda parte, ma prima facciamo un bel respiro, perché così abbiamo più ossigeno. Io non vi vedo, potete stiracchiarvi, voi mi vedete e io mi stiracchio. Però ho visto Carina che si stiracchia. Allora, torniamo a noi. Questi qua sono materiali, secondo me, più interessanti perché fanno usare l'italiano, sono tutte cose in italiano. Si possono usare anche con studenti che hanno una competenza linguistica non piena, perché lì si aiuta, gli si fa un po' di traduzione, ma stanno lavorando sull'italiano. Ma sono molto importanti e molto motivanti perché quegli studenti devono pensare a se stessi. Non c'è nulla di così motivante nella vita come parlare di sé. Allora, il primo di questi materiali per far crescere si chiama, nel sito che abbiamo visto, Costruisci il tuo profilo di studente. È un PDF, quindi chiunque può scaricarselo, ma c'è anche un Word su cui ciascuno può scrivere. Che cos'è questo qua? È una scheda con 23 variabili, che sono quelle che ci vengono dalla teoria dell'intelligenza multipla, dalla psicologia, eccetera. 23 elementi che aiutano o rendono più difficile l'apprendimento delle lingue. Ognuno di noi ha una mente, come vedete in quell'immagine, di tanti colori. C'è l'intelligenza interattiva, quella introiettiva, ci sono i pessimisti e gli ottimisti, ci sono quelli che vanno dal concreto all'astratto e quelli che vanno dall'astratto al concreto. Ci sono tantissime varietà. A seconda del mix che abbiamo in testa, siamo più bravi, più veloci nell'imparare le lingue in generale, o più lenti e con maggiori difficoltà, oppure abbiamo difficoltà in alcune cose e siamo più veloci in altre. Addirittura questa è una delle cose che spiega perché alcuni imparano subito e parlano subito, altri ci mettono 6 mesi. Allora, cosa è che compare se andate a cliccare su Costruisci il tuo profilo di studente? Vedete, non importa che riusciate a leggere, vi racconto io cos'è. Vi compare questa videata e ovviamente qua potete andare su e giù. Per esempio, le prime variabili, le prime 7 variabili, sono quelle che vengono dalla teoria delle intelligenze multiple. Cosa dice questa teoria? Che ciascuno di noi ha 7 tipi, in altre varianti 9 tipi, di intelligenza. Ma ciascuno le ha in maniera diversa e quindi ciascuno è diverso dagli altri. Io qua vi ho lasciato vedere, forse quello riuscite a leggerlo, intelligenza linguistica e intelligenza logico-matematica. L'intelligenza linguistica, ve la leggo io le prime 3 righe in nero, non riguarda la grammatica, ma la capacità di scegliere le parole adatte alla situazione, di usare la lingua per esprimere emozioni e pensieri, per parlare all'emotività delle persone, mentre l'intelligenza logico-matematica è quella grammaticale.
Poi vedete, ci sono delle parole in verde. E questo sto spiegandolo allo studente, il quale ha questa colonna qua, lui può allargarla senza problema, è un file Word, in cui può scrivere come è fatto, può scriverlo anche in spagnolo se vuole, perché poi può fare delle attività e vedere se cambia nel tempo. Allora, in verde c'è scritto che se hai una forte intelligenza linguistica, quindi hai la capacità di scegliere le parole adatte, sai bene esprimere emozione, pensiero, eccetera, sei facilitato in tutti i livelli iniziali, bla bla bla, eccetera, eccetera. Mentre la parte in rosso dice, guarda che se tu hai questa intelligenza, all'inizio sarai facilitato, ma se non la completi con l'intelligenza logico-matematica, appena raggiungi un livello B1, B2 in cui la correttezza è importante, sei fregato. Perché tu ti affidi troppo al fatto di essere bravo a comunicare in qualche modo e dove non sai le parole usa le mani, usi il sorriso, una carezza, un bacio, i gesti, ma quello va bene all'inizio. Quando sei più avanti non ti serve. Allora, questo qua riguarda 23 cose. Come si può usare in classe? Ogni tanto prendendone una, leggendola con loro, guardandola con loro, in modo che lenta è un esercizio di lettura, ma Hola, buen día. è un esercizio anche di scoperta del proprio modo di imparare e quindi migliori come studente, perché impari, queste sono teoriche, dopo ce ne sono molte molto più operative. Comunque basta che la guardiate e la vedete. Un altro materiale è costruisci la tua grammatica. Allora, i libri la grammatica la danno già fatta. Però diceva il vecchio Confucio, vi ricordate, ve l'ho citato anche la volta scorsa, maestro, dimmi e io dimentico. Mostrami e io ricordo, per quello che vi metto sempre foto, così ricordate. Fammi fare e io imparo. La grammatica noi e i libri gliela diciamo. Però, dopo le 2 o 3 unità didattiche che parlano dell'articolo, io posso andare in questo file in Word, quindi su cui gli studenti possono scrivere, andare alla pagina articolo, ci sono le parti del discorso in ordine alfabetico, e lì c'è lo schema, c'è la spiegazione, ma lo schema è vuoto, cioè io ho studiato l'articolo nell'unità 1, 2, 3, posso fare la sintesi, cioè me la faccio io la sintesi. Poi voglio controllare, c'è la stessa grammatica in PDF. Allora, sull'articolo è facile. Quando si va sull'uso dell'imperfetto e del passato prossimo, o si va sui comparativi e così via, diventa più difficile. Allora può essere proprio l'insegnante che a un certo punto dice: benissimo, sei in grado di scriverti la tua grammatica sui comparativi. Vai nel file, ognuno se lo scarica e ce l'ha proprio, e fatti pagina 22. Poi se hai problemi ne parliamo. Perché è importante questo? Perché nel momento in cui lo studente deve farsi lo schema, si rende conto di quello che non sa. Se ne rende conto lui, non glielo diciamo noi con un segno rosso sotto un errore. Se ne rende conto lui e viene a chiedere. Capite che si rovescia tutto. Io, insegnante, sono una risorsa alla quale tu ricorri quando hai problemi. C'è, è lì, gratis, un file Word e lo stesso file in PDF.
Ci sono anche altre cose, per esempio i verbi irregolari nei libri vengono sparsi in 40 unità, in 3 volumi. Ecco, lì ci sono tutti, ma non solo come un elenco di 300 verbi irregolari che nessuno potrà imparare. I verbi irregolari, tranne pochissimi, sono 18 famiglie. Per cui basta che tu capisca qual è la famiglia, e sono tutti poi uguali. Allora, quando studente hai in mano quello, ce l'hai, c'è anche un file, c'è dentro la grammatica, ma altrimenti c'è anche come file separato. Te lo puoi, siccome sono poche pagine, te lo puoi stampare, te lo tieni dentro il libro. Quando vedi un verbo che non sai, vai, è in ordine alfabetico e te lo trovi, ma lo trovi inserito nella sua famiglia. Per cui nel momento in cui impari un verbo, ti rendi conto che ne stai imparando 8 in contemporanea. In questo senso fanno crescere. Non solo c'è la grammatica, soggetto, verbo, oggetto, nome, aggettivo, eccetera. C'è anche la grammatica interculturale. Ci torniamo tra poco perché siccome qua c'è già l'indice, ma poi quell'indice lo troviamo già compilato anche per l'Argentina, l'Uruguay, il Brasile, il Cile, il Messico, il Perù, quindi ne parliamo dopo. Poi c'è il terzo livello, quello per studenti colti, cioè studenti che amano la cultura italiana. Sempre in quel sito Bonacci, materiali integrativi italiano stranieri Bonacci, trovate 23 arie d'opera, anche per A1, si può ascoltare l'opera anche con principianti. Per ciascuna c'è una scheda di comprensione. E poi ci sono anche 3 quaderni gratuiti con la storia del melodramma in italiano. Adesso ve li faccio vedere. Allora, le arie d'opera. Non provate a leggere, dopo vi ingrandisco le cose. Questa qua, per esempio, è A2 e Lucevan le stelle. Puccini, Tosca. Io la uso molto spesso nella formazione insegnanti e vedo sempre insegnanti con le lacrime. Piango anch'io, mentre la spiego. Ma questa qua in Sudan, il Sudan è lo stato a sud dell'Egitto, sul Nilo, dove non c'erano facoltà di italiano, sono stato chiamato dall'ambasciata per far nascere facoltà di italiano e tra le iniziative c'era anche quella di presentare l'opera italiana agli studenti. Tenete presente che in Sudan c'è la Sharia, cioè la legge islamica, quindi non hanno internet. Quindi sti studenti, tanti bei ragazzi e ragazze neri, neri proprio, non sapevano in gran parte cosa fosse l'opera, non ne hanno mai sentito parlare. Allora gli abbiamo fatto anche un concerto di musica italiana, c'era l'autore di Con te partirò di Bocelli, c'era Fabio Caon a cantare, c'era un tenore e io facevo il presentatore, Pippo Baudo Balboni. Ma poi gli ho fatto una lezione, dovevano essere 50, erano più di 200, e gli ho fatto questa, spiegandogli la situazione, spiegandogliela in inglese, verso per verso, dicendolo in italiano, facendolo anche leggere in italiano, facendolo ripetere in italiano, dandogli il significato inglese. E quando siamo giunti alla fine, avevo 200 negretti che piangevano, perché la forza emotiva delle arie d'opera. Allora, cosa c'è in queste? Sono 2 pagine, sono tutte schede di 2 pagine, gratis, stampabili. Allora,
Questa, per esempio, è per A2. Che cosa bisogna sapere? Bisogna sapere passato prossimo e imperfetto. Questa lavora sull'imperfetto. Le difficoltà sono pochissime dal punto di vista lessicale, ma se vedete qua a fianco ci sono tutte le parole difficili, c'è la spiegazione di fianco, quindi si risolve. Quindi c'è il livello, qua c'è la trama, cioè tu per capire e lucevano le stelle devi sapere che Cavadarossi è un pittore illuminista antipapale che viene però incastrato e quindi Castel Sant'Angelo sta per essere ucciso e ha un'ora per scrivere qualcosa. Lui invece pensa e dentro il carcere ricorda, ma è un testo geniale, perché siccome una scena a teatro dentro un carcere è la cosa peggiore che ci possa essere, ci si vede poco, non c'è fondale, non c'è niente, peggio di così non si può. Cosa fanno gli autori? Illica e Giacosi erano due mostri del teatro. Ti fanno, ogni verso ha un senso e lucevan le stelle, occhi, luce. Olezzava la terra, profumava, odorato. Strideva l'uscio dell'orto, strideva, rumore. Un passo sfiorava l'arena, la sabbia, sfiorava, tatto. Entrava ella fragrante, profumata, profumo. Mi cadeva tra le braccia, tatto. Vi rendete conto che ogni verso ha un senso? Dolci baci, languide carezze, più tatto di così si muore. Io fremente, lui trema, quindi ancora tatto, le belle forme, vista, scioglieva dai veli, mani, tatto. Allora, gli fai notare queste cose, leggere il testo e poi lo ascolti. Qua, per esempio, uno dei task, guarda, dei compiti c'è da tanti cantanti. Noi qua ne ascoltiamo uno, oppure se lo fate a casa, se uno studente lo fa a casa e poi ne parliate a scuola, ne può ascoltare 3 o 4 e dire quale gli piace di più, ma vuol dire che nel frattempo ha il testo sott'occhio. Qua ci sono delle spiegazioni di chi le canta e qua sotto c'è anche per un ascolto una guida musicologica. C'è la foto del clarino e c'è scritto: Ciccio mio, ascolta cosa fa il clarino. Perché in tutta la prima parte che è parlata, il clarino fa il tema musicale, che dopo nella seconda parte il cantante fa accompagnato da violini, arpe e si piange. Dopodiché c'è, volendo, una riflessione in questo caso su amore e morte, che è un tema classico, il tuo parere e poi un dettaglio linguistico. Qua ci sono alcuni imperfetti senza la V. I ragazzi della A2 che hanno appena imparato l'imperfetto sanno splendeva, non sanno splendea. Allora gli viene detto: guarda che nell'italiano delle opere del mondo classico molto spesso non c'è la V. Allora, questa è un'esperienza che si può far fare a casa a studenti che già conoscono l'opera, una o due possiamo farla ogni tanto a scuola tra un'unità didattica del libro e un'altra. Dopo aver fatto l'imperfetto, per esempio, finita quell'unità, fare questa perché? Perché, caro il mio studentino, ti sto dimostrando che aver studiato l'imperfetto ti consente di ascoltare Puccini. Non è grammatica l'imperfetto, è lo strumento per ascoltare Puccini. Lo possono fare a casa da soli, ma un'ora dedicata a questo è un grande lavoro linguistico. Dicendogli che poi magari a casa ascoltano le altre 4 che gli indico lì.
E poi vi dicevo c'è questo, sono 3 moduli in PDF, sono 128 pagine, non sono poche, e ciascuno ha dentro sia parti di microlingua, tipo in questo caso le voci maschili e le voci femminili, quindi tenore, baritono, soprano, eccetera. Di vari tipi di opera, opera seria, opera buffa e così via. E poi ci sono i capitoli, questo qua è Verdi, c'è Verdi politico, Verdi romantico, eccetera, eccetera. In questo caso c'è il Verdi dei drammi. Ricordatevi che Verdi dovette scappare in Francia, a un certo punto, perché era troppo vicino ai carbonari e ai rivoluzionari. Cioè, lui mette in scena non solo va pensiero, ma nei Lombardi, i Lombardi alla prima crociata, poi l'altra, la battaglia di Legnano, eccetera, sono testi che sono diventati immediatamente gli inni del Rinascimento contro gli austriaci e i francesi. Verdi, ve lo segno qua, voleva dire, tutti scrivevano sui muri viva Verdi e la polizia austriaca non poteva dire niente, ma voleva dire viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Cioè era uno slogan politico. Allora, ecco, dentro quelli lì voi potete usare anche solo 2 pagine, se vi interessa. 2 pagine prese tra tutte. Perché vi interessa in quel momento, oppure tutti conoscono Va Pensiero, che è un testo difficilissimo che anche gli italiani non capiscono in parte, e tutti gli italiani sanno solo le prime 2 strofe, se le sanno. Allora, qua avete il testo, qua sotto avete le note e qua avete un'analisi del testo. Allora, tutto questo sono 124 pagine con la storia del melodramma in italiano. Perché? Perché il modulo 1 è dedicato quasi tutto al melodramma in italiano, ma scritto da stranieri. Ricordiamoci che le opere più famose di Mozart e di Gluck sono tutte in italiano. L'italiano era la lingua dell'opera. Questo che vi ho detto finora è un po' di quello che trovate in materiali integrativi per italiano a stranieri, Bonacci. Cambiamo sito. Come vi ho detto, questa iniziativa nasce all'interno dell'Ateneo Veneto. L'Ateneo Veneto è una vecchissima istituzione culturale fondata da Napoleone nel 1808 per promuovere l'arte, la cultura, la conoscenza, le scienze nella popolazione. Dal 1808 ogni anno si fanno più di 100 iniziative gratuite per la popolazione. Arte, musica, dibattiti e così via. Allora, ci sono tantissime cose dentro l'Ateneo Veneto. Una delle cose è Ateneo Veneto nel mondo, che è appena nato. E ci sono dentro dei video. Aspetta che guardo qua. Ho solo invertito le schede, quindi scusate, questa la salto, poi ci torniamo. Ci sono dentro dei video. 2 video che vi possono interessare molto sono sul tango argentino di origine veneta. Manlio Francia non si chiama Bertinetti, vabbè, l'età mi fa dimenticare i nomi. Battistella. Autori di Mario Francia ha scritto un sacco di cose per Gardel, ci ha anche suonato insieme, anche con Osvaldo. Qua c'è
2 video sul tango argentino con delle piccole conferenze e poi dell'esecuzione di tango. Io qua facevo il presentatore, tanto per cambiare, perché quando c'è da fare una cosa pazza mi chiamano sempre, e allora la faccio. Ma la cosa interessante è che per ciascun video c'è la scheda gratuita in PDF con tutta la trascrizione, con il glossario, con i testi. Allora, per ora ci sono queste cose qua, 2 sul tango, 4 video, perché 2 anni fa sono stati 1600 anni dalla fondazione mitica di Venezia. In realtà Venezia esisteva già da secoli, ma ufficialmente la fondazione è nel 421. Allora, ci sono 4 conferenze, c'è un video sui mestieri dell'Arsenale di Venezia, c'è un film sull'arte, ce n'è uno tra quei 4 video sopra. Tra i film ce n'è uno sui 200 anni di Canova, è stato il bicentenario. Quando voi aprite la scheda, vi compare queste 2 pagine. Allora, questo è il testo che uno sente, quindi può anche leggerlo prima, se vuole, o seguirlo mentre guardi il film. Poi qua ci sono delle note in blu per le parole difficili, in altri casi c'è proprio un glossario. Qua si dice che lui veniva da Possagno, eccoti la cartina, Possagno era qua, questa è Possagno dove oggi c'è il museo di Canova, e qua c'è Venezia. E lui quando è arrivato a Venezia ha abitato qua, e in questa prima parte del video c'è questo percorso che ci porta in questa zona dove questa era la casa, questa è un'incisione antica, la casa dove abitava Canova. Cioè non c'è solo il film, c'è anche tutta la trascrizione e la spiegazione. Queste sono cose che possono essere usate anche per le attività della famiglia veneta o per le attività di arte nella Dante Alighieri, nelle università. Le lezioni di storia e di arte sono lezioni perfette per corsi universitari. Da buon veneto, famiglia veneta non si fa con l'acqua. Allora, questa ve l'avevo già fatta vedere. Scusate, allora basta andare su, ve lo riporto, Ateneo Veneto nel mondo, su Google, e vi compare, adesso sono arrivati altri video che metteremo, cioè crescerà continuamente. Tra l'altro, nell'Ateneo Veneto nel mondo, allora nell'Ateneo Veneto c'è una casa della poesia, quella è un'altra delle mie follie, ma adesso l'ho passata a una collega perché mi devo occupare dell'Ateneo Veneto nel mondo. Casa della poesia vuol dire che vi partecipano circa un centinaio di poeti del Triveneto, dell'Italia del Nord. A settembre faremo nascere la poesia giovani per i ragazzi, ma poi vorremmo fare iniziative, per esempio, con giovani poeti argentini, con giovani poeti brasiliani, messicani, cinesi, eccetera, leggerci e tradurci rispettivamente le poesie. Sono attività da associazioni di italiano che vanno oltre l'insegnamento. Molti degli studenti probabilmente scrivono poesie che non hanno mai il coraggio di far vedere. Allora mettiamo in contatto con scambi di mail un poeta italiano, un ragazzo italiano con un ragazzo che scrive poesie e vuole provarci a farle in italiano in Argentina e se le correggono. E se il nostro poeta veneziano è uno studente di spagnolo, può provare a scriversene in spagnolo e gliele corregge l'argentino. C'è una quantità di possibilità gratuite. Allora, prima, tra i materiali che fanno crescere, vi ricordate che ho detto che c'era una grammatica interculturale?
Allora, su quel sito là c'è l'indice, ma qui, scrivetevelo, Collana Cultura Italiana e di Lingua, tra poco sarà anche sul sito dell'università, ma l'università è sempre lenta, quindi a tutt'oggi ancora non c'è, però c'è lì, quindi va bene lo stesso. Se voi fate quello, vi compare questa videata. C'è una letteratura italiana per stranieri, una geografia italiana per stranieri, una storia italiana per stranieri e poi progetto la comunicazione tra italiani e gli altri popoli. Se voi cliccate qua su interiori informazioni, vi compare questo. Oggi ci sono queste schede. Nel giro di un paio di mesi, perché adesso è estate qua da noi, cioè a settembre più o meno, ne vengono caricate altre 6 e poi ce ne sono altre che stanno facendo. Come vedete, vi ho circondato, qua vi ho messo argentini e uruguaiani, ma ci sono anche i brasiliani, ci sono anche i cileni, ci sono anche messicani e peruviani. Volendo ci sono anche gli spagnoli e questa è già una scheda bilingue, cioè studenti di italiano in Spagna, madrelingua spagnola, l'hanno già tradotta. Basta chiedere ai vostri studenti di tradurre questa. Cosa succede se cliccate lì sopra? Vi si apre questa. Come vedete è una scheda di 22 pagine, non è una cosina semplice. La comunicazione interculturale tra italiani e altri popoli, progetto in progress, sono sempre io che fa le follie, e che tra l'altro fa le follie gratis. Tutti i materiali che vi ho presentato sono tutti materiali miei, tutti dati gratuitamente. Mettendo insieme il Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue, il Laboratorio di Comunicazione Interculturale di Ca' Foscari e l'Editore di Lingua, e abbiamo fatto la scheda. La scheda ha come autori principali Monica Arreghini, che forse alcuni di voi conoscono, è di Buenos Aires, e Vanessa Castagna, che è una professoressa associata qua a Venezia. Poi hanno già collaborato Sveva Battaglia, Marta Cattaneo, Raffaella Diaz Vieira, Erika Garimanno, Lisa Garimanno, Silvia Mattiuzzo. Io spero che tra una settimana, 10 giorni, cioè quando la rimetto su, ci siano anche i vostri nomi. Perché? Come si lavora su questo file? Lo si guarda con gli amici. Se si è d'accordo va bene, se c'è da aggiungere basta scrivermi balboniunive.it, mi si fa una mail e io aggiungo il vostro nome perché tutto è firmato e aggiungo quello che avete detto. Si può anche non essere d'accordo. Nella scheda della Germania ci sono già più di 40 insegnanti e persone che sono intervenute, alcuni dicendo quello che dice che è stato scritto prima vale solo per la Germania del Nord, perché in Baviera si fa diversamente. È un sistema collettivo di costruzione della conoscenza. Ma capite la potenza con gli studenti? Che parlano di sé, dei propri problemi con gli italiani, delle differenze con gli italiani. Capite che anziché far tradurre testi scaricati da Repubblica o da altro, questi possono fare la traduzione e gli comparirà la loro traduzione di fianco alla parte italiana, in modo che possa leggerlo anche uno che non sa bene l'italiano. Che cosa c'è dentro? C'è l'indice che trovavate gratuito, scaricabile per tutti gli studenti in modo che possano farsela la loro scheda partendo da questa. Ed è
sono 4 elementi. Che problemi comunicativi ci sono che sono legati al concetto di tempo? La puntualità, eccetera, eccetera. Gerarchia. Come si esprime il rispetto? Si mostra la gerarchia o no? In Italia, fino a 30 anni fa, la gerarchia era nascosta. Nessuno diceva io sono il capo, tu obbedisci. L'Italia democristiana, l'Italia comunista, non mostrava mai chi comandava. Poi c'era chi comandava. Poi è arrivato Berlusconi che ha detto faccio io il contratto con gli italiani, cioè comando io. E sono nati i partiti personali. Quello di Renzi, quello di Calenda, quello della Meloni, quello, eccetera. Sono cambiamenti. Com'è? Che il concetto di famiglia in Italia è simile a quello di famiglia in Argentina, Uruguay, Brasile, Portogallo, Cile, Messico. Com'è? Che problemi ci sono? Il concetto di lealtà, il mondo metaforico. Noi diciamo, quando c'è stato l'incidente alla nave da crociera qualche anno fa che si è rovesciata, il capitano scappò via dalla nave. Allora veniva preso in giro in Italia chiamandolo Capitan Coniglio, perché in italiano la metafora del coniglio vuol dire uno vigliacco, pauroso. Gli americani hanno fatto i titoli di giornale su questo, perché per loro coniglio è un gattino dolce, buono. E quindi noi avevamo un capitano che aveva mollato la nave dopo averla portata a naufragare e noi lo chiamavamo dolce capitano buono. Allora, che problemi ci sono tra la metafora italiana e quelle del mondo ispanofono? Concetto di pubblico e privato, esempio. Questa è una cosa che sta cambiando molto in Italia. 30 anni fa, in Italia, quello che era pubblico non era di nessuno e quindi tutti potevano buttare per terra il pacchetto di sigarette vuoto, la cicca, buttare nel fiume il vecchio frigorifero che non funziona più, eccetera, no? Cioè era di nessuno e quindi io potevo farne quello che volevo. Oggi, per quasi tutti i giovani, e soprattutto in Italia del Nord, ma anche già in tante parti dell'Italia del Sud, le cose pubbliche sono di tutti. Per cui tu il pacchetto vuoto non lo butti per terra, e se lo butti io ti dico scusi, le è caduto il pacchetto e te lo tiri su. In moltissime città tutti i cestini hanno di fianco un portacenere per evitare che la gente butti per terra le cicche. Questo è un concetto che sta cambiando. Come il pubblico in Sud America? Di tutti o di nessuno? E cosa succede a chi sporca in pubblico un luogo pubblico, cioè butta per terra una bottiglietta di plastica? Una volta qua in canale buttavano di tutto. Dalla finestra molti buttavano le spazzature, ma c'era una televisione. Quando hanno fatto le pulizie, lo scavo dei canali, hanno trovato televisioni, frigoriferi, gomme bucate, copertoni, di tutto. Oggi, se vedi un turista che butta la bottiglietta d'acqua, la bottiglietta vuota dell'acqua minerale, la butta in canale, ci sono 200 persone che urlano. Cioè è cambiato. Allora, sono grammatiche che cambiano. Ci sono quelle di valori culturali. Scusate che... Ci sono quelle che riguardano i gesti, le espressioni, gli odori, i rumori del corpo, la distanza fra le persone, gli oggetti, gli status symbol, parlare di denaro, regalare cibo, regalare bevande. Cosa si regala, cosa si quali regali sono vietati
dalla grammatica italiana dei regali. In Italia non si dovrebbe regalare niente che abbia le punte. Non puoi regalare una spilla, oppure se lo fai, oppure scusa, dico dopo cosa bisogna fare. Non si possono regalare fazzoletti perché portano lacrime. Non bisogna regalare una cornice senza una foto dentro, perché altrimenti ci va la foto di un tuo caro che muore. Se voi vedete i negozi di cornici in Italia, tutti hanno una foto presa da un giornale dentro. Teoricamente non si possono regalare perle, perché sono lacrime. Non si possono regalare i crisantemi, perché sono i fiori dei morti. Se io arrivo a cena con un mazzo di crisantemi, ci rimangono tutti malissimo. I fazzoletti, se voi prendete i fazzoletti costosissimi, mi pare siano di Ferragamo, dentro il fazzoletto ripiegato c'è una monetina da 10 centesimi. Bisogna prenderla e buttarla dietro le spalle per tener buoni gli spiriti maligni, in modo che il fazzoletto non mi fa... Queste sono grammatiche. Che cosa è vietato regalare in Argentina? In Germania non si possono regalare i fiori con il cellophane intorno, perché si portano al cimitero i fiori con la carta, non a uno vivo. In Inghilterra non si possono portare piantine a uno che è in ospedale, un vasetto, perché voglio che tu faccia le radici in questo ospedale come questa pianta. In Cina non si possono regalare orologi da polso, sia perché l'orologio segna il tempo che passa e la morte che si avvicina, sia perché la sillaba per dire orologio da polso è simile a quella della morte di un amico. Ogni popolo ha le sue grammatiche. E poi, una volta che hai ricevuto il regalo, lo apri o non lo apri? In molte parti e molte fasce d'età il regalo è un pensierino. Mia mamma diceva sempre: ti ho portato un pensierino, ma quindi non bisognava aprirlo, a meno che non lo dicesse lei, perché non si apre un pensiero per vedere quel che c'è dentro. Io se faccio un regalo e uno non lo apre mi offendo. Allora, tutte queste cose, che cibo si può offrire, come, dove, eccetera, eccetera, sono grammatiche. La terza grammatica è quella legata alle lingue, e queste sono le cose più semplici, e poi le regole del dialogo, della conversazione, della telefonata. Ogni paese ha regole diverse. Sei invitato a cena, arrivi in puntuale, arrivi in ritardo, cosa porti? Quando te ne vai, te ne puoi andare via quando ti pare, oppure ci sono tutte delle regole per andare via. In Italia, se tu vuoi andare via prima della fine, devi fare una scena che è più o meno come questa. Sono già le 11. Come è passato in fretta il tempo, non me ne ero accorto. Madonna, scusate, io devo scappare perché domani alle 7 ho un treno, adesso ci metto mezz'ora ad arrivare a casa. Madonna, come mi dispiace andare via, ma non, adesso non voglio rovinare la cena. Cioè, c'è tutto questo per andare via prima. Allora, questa grammatica è nelle 22 pagine, ma manca tantissimo. Dovete scriverlo voi. Allora, perché questa è l'unica cosa non gratuita, ma ve la faccio vedere. Tutto questo è gratis, cioè un sito con tutta una serie di PDF che vengono aggiornati continuamente. È gratis perché è il capitolo di grammatica interculturale di questo libro. Questa è una grammatica di riferimento, cioè una grammatica con auto-osservazione della competenza pragmatica, grammatica completa, e ha online quella grammatica interculturale. Vi dico solo cosa vuol dire auto-osservazione e grammatica completa. Allora, auto-osservazione vuol dire questo. Non provate a leggere, dopo vi dico io quel che c'è.
La grammatica pragmatica è quella che trovate nei libri: saper salutare, saper ringraziare, le funzioni, sapersi presentare, saper dire da dove si viene, saper dire come si sta, cosa si pensa, che studi uno fa, cioè il saper comunicare. Allora, qua ho smontato tutto quello che c'è nei libri, da A1 a 2, ma che è sparso nei libri. Compare piano piano, e lo studente non sa più dove andarlo a cercare se si è dimenticato qualcosa, e l'ho messo insieme. Queste 2 pagine, più le 2 che vengono dopo, sono su parlare di sé. Allora, qua c'è una presentazione per dire che cosa è questa parte. Mi chiamo Chiara, adesso non riesco a leggere, sono Simone, ho 20 anni, vengo dalla Sicilia, sono uno studente di informatica, ma la sera faccio il cameriere. No? Cioè tutto il parlare di sé. E poi questa prima parte è saper dire chi sei, questa seconda è saper dire come sei e che cosa pensi. E che cosa c'è che compare lì sotto? Questo, saper dire chi sei, saper dire il tuo nome. Si dice: sono Paolo, mi chiamo Paolo, il mio cognome è Balboni, il mio nome è Paolo, il mio soprannome non ve lo dico. Ogni tanto l'insegnante può invitare lo studente ad andare a guardare questa parte, questa di solito è le prime unità, e andare a segnare quello che sa fare, quello che sa già, in modo che si rende conto di quello che non sa ancora. È una grammatica, ancora una volta, con la logica fai da te, vado a vedere quello che so. Quanto invece vi ho detto che c'è una grammatica completa, è un PDF scaricabile. Basta avere il libro che c'ha il codice, e quindi poi io non lo dico, ma potete passarvi il codice, e uno può scaricarselo e trova una grammatica completa fatta così. L'uso dell'articolo indeterminativo, la posizione dell'articolo, non si usa l'articolo, e così via. In blu gli esempi, in nero le spiegazioni. Questo è un file di 150 pagine, corpo 10, formato A4, con tutta la grammatica italiana. Ma perché l'ho fatto in PDF? Perché così basta usare la funzione trova, questa qua, ci scrivo dentro articolo indeterminativo e lui va automaticamente alla pagina dell'articolo indeterminativo. Tra poco, perché le follie mi piacciono, sarà disponibile anche una videogrammatica. Sono 40 mini video di 3 minuti, 2 minuti e mezzo, 4. Gli articoli determinativi. E vedete la mia faccia, di fianco a me nello schermo si scrivono tutti gli esempi, che spiego l'articolo, cioè sul cellulare uno ha un problema sui comparativi irregolari e va sul video comparativi. Quando gli compare lo schema dei comparativi irregolari, mette pausa e può studiarselo con calma. E poi continua e riprendo a parlare io. Capite che mi diverto molto? Sono 1 ora e 6 minuti che parliamo e che voi mi ascoltate davanti a un pezzo di plastica e di ferro. Tiriamo il fiato. Voi non potete stare così perché avete 1 grado. Io tra poco vado in terrazza, anzi no, vado a vedermi la partita e mi metto così e mi stiro. De a poquito fuimos acomodando, construyendo y demás. Ultima cosa. Esta aula, me está gestionando el jardín, esta aula Questo sito, già ve ne avevo accennato la volta scorsa, è importantissimo. C'è un collega che ha il microfono aperto e sta parlando. Integrada, de un jardín de infantes, pero
que ya bajó, sí, Ramiro, para después avanzar a primer grado y demás. Ramiro, Los Riusciamo chicos a, lo usan bien en italiano, a a partir de los mettergli... 3 años, en italiano. Y, Comunque, mi sentite? ok. C'è questo sito. Dentro questo sito ci sono materiali gratuiti. Perché si è fermato? Eccolo qua. Aspetta. Allora, se voi andate dentro questo sito, c'è una rivista che si chiama Scuola e Lingue Moderne, si chiama SELM. Cliccate e si apre. Qua trovate gli indici. Quando trovate qualcosa che vi interessa, basta andare sotto e lì c'è gratuite le riviste. Sono 196 pagine l'anno di rivista, formato A4, quindi grande, gratis là. Si pagano quelle, quest'anno quelle del 24, quando uno si iscrive all'ANIS paga l'abbonamento, ma l'anno prossimo anche il 2024 sarà gratuito, disponibile. Quindi trovate lì un sacco di riflessioni ed esempi per l'insegnamento di italiano. Sotto qui trovate materiali integrativi per l'italiano. Se voi questa è la rivista Selm, se invece la tendina di fianco risorse, anzitutto trovate bibliografia dell'educazione linguistica. È un lavoro che faccio da sempre e raccoglie gratuitamente gli indici di tutti i saggi e i libri sull'insegnamento delle lingue dal 1960 a oggi. Sono 800 pagine, è diviso in annate. Uno può andarsele a vedere, anche lì sono file, quindi se uno vuole sapere grammatica stranieri, scrive trova grammatica stranieri e ti dice che cosa c'è. Qua sotto ci sono 16 video lezioni. Pensate per insegnanti. Ma ogni video lezione ha nel libro da cui si entra, Tesauro di Educazione Linguistica, che è un libro gratuito online, basta scrivere su Google o andate qui e cliccate, o scrivete Thesaurus di Educazione Linguistica, trovate un libro, per ogni capitolo sotto il titolo c'è un link. Il link vi manda a una video lezione che faccio io su quel tema, ma vicino al video ci sono copertine, immagini di saggi. Basta cliccarci sopra e vi si aprono libri interi, saggi interi. Mi sono inventato questo tipo di libro che è libro, video, biblioteca, tutto insieme. Mi dicono che sono un po' pazzo, ma insomma, e lo faccio gratis perché mi piace aiutare. Poi, sempre qua sotto, c'è un'altra cosa. È un corso, un videocorso di didattica dell'italiano a stranieri. Potete usare questo, oppure potete usare, se scendete con gli occhi, l'ultima videocorso ANIS per formazione docenti, lì ce ne sono 46 di video, però bisogna chiedere l'autorizzazione all'ANIS, per usare quei video in un corso di formazione. Mi spiego. Fate un corso di formazione a Rio Quarto. Non avete formatori che arrivano facilmente a Rio Quarto. Allora, uno di voi dotato di iniziativa coinvolge gli altri. In quel video corso ci sono un video sulla comprensione, un video sul dialogare, faccio per dire. Vi trovate, oppure ognuno se lo guarda per conto suo.
poi vi trovate, c'è anche una guida in PDF, ne discutete, vedete che cosa si può applicare nell'insegnamento, che cosa no, eccetera. Formazione fai da te, non si può sempre aspettare che arrivi il formatore da fuori. App e software per la didattica a distanza. Adesso c'è molto lavoro dentro l'ANIS anche per l'intelligenza artificiale, per le lingue. Podcast. Ogni mese circa, ma ce ne sono anche sul sito Lesher, un collega di ANILS Mondo, quello che cura le sezioni internazionali dell'ANILS, le trovate lì nelle sezioni, cioè ANILS Mondo, registra un podcast che rimane lì, che si può usare per l'insegnamento dell'italiano. Sono fatti per studenti di italiano. Se voi create una sezione argentina dell'ANILS, avete l'accesso a prendere quelli per usarli nella formazione non solo vostra, ma anche dei colleghi. ANILS. Poi ci sono molte riviste gratuite. Io qua vi ho messo questo, poi questa videata, siccome tutto rimane registrato, potete fotocopiarvela, fare quel che volete. Aggiornamenti dell'Associazione degli insegnanti di italiano in Germania. Fanno un sacco di pubblicazioni. Insegno italiano a stranieri, italiano in azione, sono di 3 editori. Italiano Lingua 2 è una rivista accademica dell'Università di Milano. Ci sono altre 2 cose sempre gratuite di livello accademico. Una è la rivista L, basta scrivere L, edizione Ca' Foscari. L'altra sono i libri SAIL, studi sull'apprendimento e l'insegnamento del linguaggio. Basta scrivere SAIL, edizione Ca' Foscari. Entrate nel sito, avete 20-30 libri gratuiti sulla didattica delle lingue. E poi c'è questa rete educazione linguistica, la mando io, e ci metto dentro tutto quello che esce mano a mano. Quindi potete restare aggiornato su tutti questi materiali gratuiti che escono ogni 2 mesi, oltre che su tutto il resto che esce sull'italiano. C'è tantissimo. Io adesso vi ho sommersi di cose, ma essenzialmente i siti in cui voglio, per fare la sintesi, hanno queste parole chiave. Uno è materiali integrativi italiano stranieri Bonacci. Qua trovate le canzoni, le opere, eccetera, eccetera. Un altro è Ateneo Veneto nel mondo. Se volete entrare nell'Ateneo Veneto, altrimenti basta Ateneo Veneto e avete un sacco di video, ma per avere quelli con le schede, le trascrizioni, eccetera, ce l'avete lì. E l'altro è Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere. In questi 3 sono i siti di cui vi ho parlato io. Poi c'è, sempre da cercare su Google, collana cultura italiana e di lingua, e lì avete, con una L sola, e lì avete tutta la comunicazione interculturale. Io spero che tra qua e sabato prossimo diate un'occhiata a queste cose, quindi se volete fare anche domande, va bene. Io oggi non mi metto a chiedervi di fare domande perché mancano 12 minuti, ma soprattutto perché ho la gola stanca. Perché devo parlare ad alta voce perché ho la telecamera distante e quindi
La volta prossima sono domande vostre. Potete farle a voce, potete mandarle all'Associazione Famiglia Veneta che incominci, potete fare nella massima anarchia latina, tanto ce la caviamo sempre, siamo capaci di reggere alla nostra anarchia. Bene. Ne ho ancora, come vedete. Io Bene, ho caldo Paolo. perché è estate, voi avete freddo, bevete di più di me. Bene, grazie Paolo, buon fine settimana, ci vediamo alla prossima per tutti e tutte, sabato prossimo alle 12 ore argentine.